Si tratta di una legge all'avanguardia per il sistema sanitario veneto, una legge che ci pone per primi nel panorama nazionale relativamente al tema delle badanti e degli assistenti familiari, un tema che coinvolge decine di migliaia di veneti al quale oggi abbiamo cercato di dare una risposta tutti insieme con un voto unanime. Sarà istituito un registro degli assistenti familiari, saranno dati dei contributi per chi decide di assumere un assistente familiare da questo registro e saranno aperti degli sportelli presso i comuni per assistere le famiglie nelle pratiche tecnico-amministrative per l'assunzione degli assistenti familiari. Un pacchetto abbastanza completo di norme e di strumenti anche finanziari, di soldi, la legge è dotata di 500.000 euro per venire incontro alle famiglie in un momento di crisi economica e quando poi nel momento in cui si trovano in maggiore difficoltà, cioè quella di aiutare i propri anziani a trovare la persona adatta per essere inserita nel nucleo familiare. Una nuova legge per regolarizzare la figura delle assistenti familiari, comunemente dette badanti. È importante perché è necessario ci siano persone formate che abbiano appunto la capacità di rapportarsi con le persone non autosufficienza in maniera adeguata. Qui si istituisce anche il registro regionale in modo tale da attivare e promuovere un adeguato incontro tra domanda e offerta. È una domanda che è sempre più elevata proprio perché ci sono dei numeri importantissimi nella nostra regione, 250.000 persone sopra i 75 anni, quindi in condizioni di fragilità. E accanto al sistema sociosanitario è fondamentale regolarizzare la figura appunto dell'assistenza familiare. Noi abbiamo dato parere positivo proprio perché si inserisce nel quadro degli interventi sociosanitari della nostra regione.